posto perché naturalmente, come sapete, il momento delle commemorazioni dei consoci che hanno onorato questo istituto è un momento di grande importanza per la nostra vita. Allora, oggi commemoriamo il professor Giovanni Battista Castiglioni e chiedo al consocio Dal Piazza di commemorarlo. Lo fai da lì? Perfetto. Lo faccio da qua. Perfetto, a te la parola. Buongiorno a tutti, care signore e signori, e un saluto particolare ai figli. Non si sente? Bisognerà schiacciare qualcosa. No, devi solo avvicinarlo. Devo solo... Si sente? Dico un saluto particolare naturalmente ai figli del professor Castiglioni che ci onorano della loro presenza. La commemorazione del socio Giovanni Battista Castiglioni era stata sospesa a causa della prima crisi pandemica e rinviata a tempi migliori. Cercheremo di farlo ora, anche se non mancano delle preoccupazioni reali. Giovanni Battista Castiglioni, Tita in famiglia per gli amici e i colleghi, nasce a Padova il 3 gennaio del 1931. Figlio di Bruno, eminente geografo di scuola padovana, e di Carla Rigobon, una dolce e colta veneziana, conosciuta quando entrambi frequentavano l'Università di Padova. La passione di Tita per la montagna, lo studio e la scienza, il rigore morale, assieme all'animo schietto e generoso, erano patrimonio di famiglia, in particolare di suo padre. È parso quindi logico ricordare non solo la figura scientifica e il percorso accademico di Tita Castiglioni, ma anche i suoi anni giovanili, le vicende della famiglia, l'influenza paterna e le radici più lontane. In sostanza, la sua vita assieme a quella dei suoi cari. Vorrei l'immagine successiva, grazie. Il padre di Tita, Bruno, era il secondo dei 5 figli di Oreste Castiglioni e di Luigia o Luisa Alessi, dei quali voi vedete sullo schermo proiettati i nomi. Sono Manlio, Bruno, Fanni o Fanny, Ferruccio ed Ettore, il più giovane, detto Nino, il famoso alpinista. Tito conosce all'Università di Padova Giovanna Bianchi, poi laureata in lettere, la compagna di una vita. Si sposano a Verona il 6 giugno del 1959 e dalla felice unione nascono 4 figli. Maria, Bruno, Carla e Benedetta, 3 sono qui, e a loro si aggiunge presto il piccolo Gino, amatissimo figlio adottivo. La passione di Tita per la montagna, vorrei la successiva immagine, ha radici lontane. L'amore per la montagna dei Castiglioni risale al nonno Oreste. Egli amava le Dolomiti e aveva avviato l'alpinismo i primi 2 figli, Manlio e Bruno, affidandoli ancora giovanissimi a Tita Piaz, famosa guida della Val di Fassa, guida tra l'altro del re del Belgio a quei tempi, per un corso di roccia al Gardeccia nel gruppo del Catinaccio. Guidati da Tita Piaz, nel 1910 Manlio e Bruno, che avevano solo 13 e 12 anni, compiono la difficile traversata delle mitiche Torri del Violet, impresa che ebbe vasta risonanza. L'impresa venne poi ripetuta nel 1921 da Ettore quando aveva raggiunto i 13 anni di età. Ettore Castiglioni sarà presto uno degli alpinisti e degli scrittori di montagna fra i più famosi e noti in Europa, autore tra l'altro di molte guide delle montagne italiane. Significativa è anche l'attività alpinistica del padre Bruno, finalizzata in genere alle sue ricerche geologiche e geografiche nelle Dolomiti, spesso accompagnato dal fratello Nino e talora anche da Carla, alla quale in vetta Lanier, il 22 agosto del 1927 aveva donato l'anello di fidanzamento. Passiamo ora a vedere i fratelli che
Terminati gli studi, in particolare Bruno lascia Milano, la sua città natale, e si trasferisce a Padova e si iscrive all'università per dedicarsi ai prediletti studi di geografia fisica sotto la guida del grande Luigi De Marchi, studi che sono presto interrotti per lo scoppio della guerra. Arruolati come volontari nelle truppe alpine, Mario e Bruno sono inviati al fronte del Tonale, separatamente, ma poi si ritrovano uniti in prima linea, nei baraccamenti sull'impervia cresta del Maroccaro, a 3.000 metri di altezza, nel gruppo Adamello e Presanella. Queste notizie le possiamo raccogliere da una breve nota che Tita ha scritto nel 2015 nei rendiconti della Società Geologica Italiana per ricordare il padre Bruno e lo zio Manlio. Finita la guerra, Bruno Castiglioni torna a Padova, si laurea in scienze naturali nel 1920 e vorrei la successiva immagine, discutendo una tesi sulla Cirenaica con Luigi De Marchi, ottiene il posto di assistente alla cattedra di geografia fisica e inizia lo studio sistematico dei piccoli ghiacciai delle Dolomiti, una novità nella ricerca di quei tempi, e la ricostruzione dell'ultima glaciazione nelle Alpi, che rappresenterà in una splendida e famosa tavola che vedremo fra breve. Anzi, la vediamo già in alto a sinistra. Nello stesso tempo Bruno ha l'incarico di rilevare il gruppo della civetta delle Pale di San Martino e di altri settori delle Alpi orientali. E vediamo al centro a destra le carte geologiche alla scala 1/25.000 rilevate con estrema precisione da Bruno. Si tratta di una grande indagine sulla natura e la salute del territorio delle tre Venezie, finanziata dal magistrato alle acque di Venezia, promossa e diretta da mio nonno, Giorgio Dal Piazzo. Bruno è libero docente di geografia fisica nel 1929, 7 anni dopo, nel 1936, vince il concorso per la cattedra di geografia all'Università di Messina e dal 1938 è ordinario all'Università di Pavia. Nella prossima immagine vediamo Tita e la sorella Brunella, l'immagine non viene, eccola qua, che sono portati in montagna dal padre che segue l'esempio di Oreste, del suo padre. Tita e Brunella, ancora giovanissimi, vengono temprati con il sudore, le difficoltà e le sublimi soddisfazioni dell'alpinismo e della natura. Vediamo alcuni esempi, ce ne sarebbero molti di più. Nella prima fotografia vediamo la famiglia Castiglioni riunita in vetta alla Cima Tosa, la più alta vetta delle Dolomiti di Brenta. Da sinistra lo zio Nino, poi Tita, la mamma Carla, la sorella Brunella, un amico e il padre Bruno all'estrema destra. È l'estate del 1933, un anno ancora felice, la guerra è lontana. Nella seconda fotografia ci portiamo invece direttamente nel cuore della guerra, siamo nel 1942, vediamo Tita e suo padre in vetta alla Presanella, una cima di 3.558 metri del Trentino settentrionale. Tita ha con sé, come sempre, la tavoletta topografica dell'Istituto Geografico Militare. La tavoletta della zona e su invito del padre durante la salita corregge con il lapis il limite della vedretta della Presanella, allora già molto ridotta. Nella ultima fotografia, quella più grande, vediamo ancora Brunella e Tita con la corda arrotolata in spalla, e sono al Maroccaro. Sono nei trinceramenti, nei baraccamenti del Maroccaro, condotti dal padre nel 1942, il luogo dove Bruno e il fratello Manlio avevano combattuto nel 1918. Brunella ripeterà la visita il 5 settembre del 1949, il giorno dopo l'ascensione del Monte Adamello, eseguita con un folto gruppo di persone capitanato dal professor Giuseppe Morandini.
E vediamo ora gli studi brevemente affrontati da Tita Castiglione. Lui aveva frequentato le prime 2 classi elementari a Padova e aveva poi proseguito la formazione a Pavia, nella scuola Carducci, la città dove con la madre e la sorella si erano trasferiti, credo nel 1939, per raggiungere il padre che dalla fine dell'anno precedente era stato chiamato a Pavia come ordinario di geografia. Il 25 aprile del 1945, e siamo ancora a Pavia, la guerra è finita e mentre scoppia l'entusiasmo popolare, termina improvvisamente anche la vita generosa di Bruno Castiglione. Eroico messaggero di pace, colpito quel giorno a tradimento dalla mitraglia tedesca e deceduto il giorno successivo. La tragedia si consuma alla Cascina Crovino, alla periferia di Pavia, sito che abbiamo visitato assieme a Tita il 6 dicembre del 2003. La prossima immagine. Vediamo Tita mentre racconta, anche col caratteristico aiuto delle sue mani, le tragiche vicende di quel lontano 1945. Queste le sue parole, tratte dall'articolo che ho già citato e che voi potete leggere. Il centro della città, tra il 25 e il 26 aprile, era già insorto ad opera dei partigiani e di volontariosi cittadini, ma erano gravi i combattimenti in periferia a causa dei forti armamenti di cui erano dotati gli occupanti tedeschi, rimasti in un caposaldo al margine della città. Bruno era stato testimone diretto di un vano tentativo di proporre un armistizio. Senza esitare si presentò al comando italiano per intraprendere un nuovo tentativo, conoscendo bene la lingua tedesca. Ricevuto l'incarico, rischiosissimo, affrontò da solo il pericolo, ma cadde colpito dalla mitraglia e poi già dissanguato fece ogni sforzo per spiegare lo scopo pacifico della sua missione. Ricordiamo questo fatto per evidenziare la coerenza del suo animo in direzione della pace. Ebbe la medaglia d'argento al valor militare, meritava ovviamente la medaglia d'oro. Durante la visita alla Cascina Crovino del 2003, possiamo vedere la successiva, Tita ci racconta, e dove vediamo il testo dello scritto di Tita ci racconta altri particolari del loro soggiorno in città durante la guerra e dei suoi studi alla scuola Carducci. La successiva, grazie. In queste immagini vediamo il Ticino, il Ponte Vecchio, la Minerva e vediamo Tita che sorridendo racconta e mima la volta in cui suo padre, per portarlo a scuola, la scuola Carducci che vediamo lì a destra, aveva dovuto prenderlo e tirarlo per un orecchio. Mi sia consentito ora una breve digressione per ricordare anche la generosità e l'eroismo dello zio Nino, di Ettore, molto amato da Tita, è morto tragicamente nel 1944. La successiva. Sottotenente e istruttore di roccia per gli alpini, prima in Dolomiti e poi ad Aosta, dopo l'8 settembre del 1943 non aveva ovviamente aderito al nuovo regime e si era insediato all'alpeggio del Berio, a nord di Aosta, vicino ai 1800 metri, con una dozzina di suoi allievi, non lontano dal sentiero che da Olomont saliva alla conca di B e poi in Svizzera attraverso la Fenêtre d'Uran, un alto colle di 2808 metri, l'unico valico in quella zona per la Svizzera. Ettore Castiglioni, e questa è una notizia molto diffusa, aveva favorito e accompagnato nell'espatrio centinaia di ebrei e di antifascisti, tra cui Luigi Einaudi, il futuro Presidente della Repubblica. Nell'immagine vediamo il Col d'Uran e la grande targa commemorativa che ricorda il valico di Einaudi avvenuto nella tormenta il 23 settembre del 1943.
targa che però non riporta chi gli aveva salvato la vita, cioè Ettore. Ho segnalato la cosa all'ANPI di Aosta e spero che provvedano aggiornando l'informazione. Inviso per le sue attività umanitarie, inviso ai nazifascisti, ma di riflesso anche agli svizzeri che erano compressi per questo motivo, nel marzo del 1944 Ettore Castiglioni era stato bloccato e trattenuto dagli svizzeri al Maloja. Privato degli scarponi e degli indumenti invernali, era riuscito a fuggire, con i piedi avvolti negli stracci e una coperta alla vita, diretto in Valtellina attraverso il passo del Forno, oltre i 2000 metri. Ma il vento gelido e una bufera di neve gli furono fatali. E torniamo ora a Tita Castiglioni. La scomparsa del padre, dopo quella dello zio, improvvisa e sconvolgente, incise profondamente il suo animo, aprendo una ferita che sarà lenita con l'ausilio della mamma, della sorella, dei nonni e dei molti amici che il padre aveva in accademia, a Pavia e nell'ambiente alpino, e in seguito da Giovanna, la sua amata sposa. Rimasti soli a Pavia, Tita e Brunella rimangono con la mamma fino alla fine dell'anno scolastico, assistiti da molti amici, tra cui i miei nonni pavesi e lo zio materno. In seguito sono accolti e ospitati a Venezia da Piero Rigobon, il padre di Carla, e infine si trasferiscono definitivamente a Padova verso la fine degli anni 50. Gli studi di Tita. Tita ci iscrive agli studi universitari al corso di laurea in scienze geologiche dell'Università di Padova e si laurea nel 1953, discutendo una tesi di carattere geologico, petrografico e morfologico, la successiva, grazie, sulla classica zona di baceno e Premian in Alta Val d'Ossola, nel cuore della catena collisionale delle Alpi, indirizzato e seguito sul campo in laboratorio da Angelo Bianchi, Giovanni Battista Dal Piazza e Giuseppe Morandini. In sostanza ha fatto 3 tesi in una, a livello di un moderno dottorato di ricerca di altissimo livello. Gli eccellenti risultati della tesi e i suoi sviluppi sono pubblicati in un articolo del 1956, Osservazioni geologico-petrografiche nella zona di bacino Premia in Val d'Ossola, la successiva, grazie, in cui sviluppa in particolare le osservazioni geologiche di campagna. Vediamo il famoso contatto tra la cupola di Verampio e i micascisti graniferi di baceno, visitati dai nostri studenti. Vediamo le immagini al microscopio degli gneiss granitici, il microclino geminato sulla sinistra, e le marmitte dei giganti invase dal fiume Toce nella cupola di Verampio al centro, sulla destra i micascisti granatiferi. La successiva. Gli studi portano anche alla stampa di un'estesa monografia nel 1958, lo studio geologico e morfologico del territorio di baceno e Premia nelle memorie dell'Istituto di Geologia dell'Università di Padova, abbiamo visto prima. Essa contiene una dettagliata carta geologica alla scala 1/25.000 che vedete sulla sinistra, della finestra di baceno e Premia, di Verampio, scusate, e Premia indicati in rosso, dei micascisti mesozoici e poi degli gneiss granitici della sovrastante falda di Antigorio. Vediamo anche sulla destra uno schema tettonico e strutturale. La monografia poi è ricca di osservazioni geomorfologiche illustrate da mappe, schizzi, sezioni, che vediamo a destra e nell'immagine successiva, in cui in particolare vediamo il rilievo topografico fatto da Tita della pianta e di alcune sezioni degli orridi di Uriezzo. È una forra che è costituita dal concatenamento di una serie di marmite giganti subglaciali di grande bellezza, che vi invito a visitare perché è una gita molto semplice, molto facile e nello stesso tempo molto interessante. In alto a destra vediamo un tabellone che spiega la situazione utilizzando largamente le fotografie e il testo della monografia di Tita Castiglioni. E andiamo avanti. Dopo gli orridi di Uriezzo, la successiva immagine,
ci mostra e ci consente di riassumere in breve il risultato delle ricerche successive di Tita Castiglioni e la sua carriera. Appena laureato, Castiglioni inizia la brillante carriera accademica presso l'Istituto di Geografia dell'Ateneo Patavino, assistente di Morandini e incaricato dell'insegnamento di materie geografiche. Nel 1963 è libero docente di geografia fisica. Nel 1965 vince il concorso per la cattedra di geografia fisica all'Università di Catania. Notiamo anche lui comincia la carriera accademica in Sicilia come il padre. Ma nel 68 torna a Padova, ordinario di geografia nella facoltà di lettere e filosofia e poi dal 79 di geografia fisica e geomorfologia nella facoltà di scienze. Lui è stato mio collega. Con l'improvvisa scomparsa di Morandini nel 1969, Castiglioni è costretto, suo malgrado, non amava questo tipo di carica, a sostituirlo nella direzione dell'Istituto di Geografia. Un onere che lo impegna duramente fino al 1878, gli anni difficili della contestazione. Nel 2000 Castiglioni è collocato a riposo, ma prosegue i suoi studi con un contratto di ricerca fino all'ottobre del 2002. Dopo una vita tanto operosa, dedicata alla ricerca, all'insegnamento e alla famiglia, Tita Castiglioni si spegne il 10 maggio del 2018, un anno dopo la scomparsa di Gino, l'amatissimo figlio adottivo. La successiva immagine ci mostra alcuni dei risultati più significativi delle ricerche di Tita Castiglioni nel campo della geografia fisica e della geomorfologia. Scelta la strada della geografia a cui chiaramente Tita era destinato, la vasta produzione scientifica è rivolta in prevalenza ad argomenti di geografia fisica, geomorfologia, glaciologia, cartografia tematica e geologia dei depositi quaternari nelle Alpi orientali, in particolare nella conca di Bressanone Aica, in altre zone dell'Alto Adige, del gruppo Adamello Presanella, nelle Dolomiti e nella Carnia. Nel periodo, si noti, in cui afferiva la facoltà di lettere, Castiglioni si dedica anche a temi di geografia regionale, occupandosi del Balucistan, di un alpeggio e della vita rurale nel Triveneto, per poi ritornare a rivolgersi alle calamità naturali, uno dei temi a lui più congeniali. All'Atlante tematico d'Italia e al laborioso coordinamento per la realizzazione della grande carta geomorfologica della pianura padana, forse la sua principale eredità. Nel 1979 pubblica per la UTET un trattato di geomorfologia molto popolare tra gli studenti e i ricercatori italiani. Ricordiamo brevemente che frequenti e preziosi sono stati i servizi che Castiglioni ha offerto generosamente alla comunità scientifica, partecipando con sapienza ed equilibrio a numerose commissioni e gruppi di lavoro per progetti di cartografia e altre iniziative. Nella prossima immagine vediamo mi sono dimenticato, e scusatemi, di aggiungere questo, cioè che ai lavori di Tita per ottenere ulteriori e dettagliati approfondimenti sulla sua attività di ricerca scientifica nel campo della geografia fisica e geomorfologia e anche per l'elenco delle pubblicazioni, ci si può rivolgere agli interventi e alle commemorazioni edite e in parte purtroppo inedite dei suoi allievi, colleghi e stimatori, in particolare Baroni, Federici, Marchetti e Orombelli e i padovani Bondesat, Carton e Pellegrini. In questa immagine vediamo i principali riconoscimenti conferiti a Castiglioni. Nella successiva grazie.
Ricorrendo alle sentite parole di alcuni suoi colleghi, ci avviciniamo alla conclusione, ricordando che Giovanni Battista Castiglioni è stato uno scienziato al top delle geoscienze italiane nella seconda metà del secolo scorso, estremamente rigoroso e ricco di una cultura vastissima, mai esibita e sempre aggiornata, non avendo mai cessato di studiare, di apprendere e di documentarsi. Era una persona riservata, direi al limite della timidezza, che alle parole preferiva i fatti, severo se necessario, ma sempre disponibile nel dare ascolto e cortese attenzione a studenti e collaboratori, senza mai far pesare il suo sapere. Fermo nelle certezze acquisite, nel rispetto delle tradizioni, ma aperto alle critiche e alle nuove idee. Amava e insegnava ad amare le fonti bibliografiche, lo studio, l'analisi e il rilievo sul campo del territorio, fondamento delle sue ricerche. Tra i suoi meriti principali, l'introduzione in Italia, meditata e non improvvisata, della cartografia geomorfologica, una disciplina concepita nel centro Europa ma assente nella cultura anglosassone. La carta geomorfologica della pianura padana, che abbiamo visto in precedenza, è stato il suo ultimo impegnativo lascito, a cui molto teneva, ed è tuttora continuamente citata anche a livello internazionale. Sono informazioni che mi ha fornito l'amico Orombelli dell'Università di Milano. Castiglioni è stato il venerato maestro di moltissimi allievi, costante e prezioso punto di riferimento per colleghi, studenti e amici di varie generazioni. Sono queste alcune tra le molti doti della sua straordinaria personalità di studioso e ricercatore, ma ve n'erano altre che con la sua modestia e riservatezza teneva gelosamente nascoste: la generosa bontà, la dedizione alla famiglia e una genuina carità cristiana. Nella successiva, Tita ricordava molto la figura del padre nel fisico, nel pensiero e nel lavoro, ma quando lo illuminava il sorriso ricordava anche Carla, la sua mamma dolce e amorevole. Gli ultimi anni Tita li ha trascorsi in serenità nella sua famiglia, circondato dall'affetto della carissima Giovanna, degli amati figli e dei numerosi nipoti. Una gioia, come si è già ricordato, turbata purtroppo nel maggio del 2017 dall'improvvisa scomparsa di Gino, l'indimenticabile figlio adottivo. Possiamo concludere il breve ricordo di Giovanni Battista Castiglioni con queste due immagini, a mio avviso entrambe belle e significative. Quella a sinistra, da lui scelta per il medaglione dell'Istituto Veneto, che ci mostra il professore, lo scienziato rigoroso, molto serio e riservato. E quella a destra, che abbiamo già visto, quella del nonno, bonario e sorridente, del caro amico, il nostro Tita. Alla signora Giovanna, ai figlioli che ci hanno onorato della loro presenza, esprimiamo con affetto e rimpianto il rinnovato cordoglio dell'Istituto Veneto. Ringrazio il professor Giorgio Dal Piazza per questa bella commemorazione di Giovanni Battista Castiglioni, che ricordiamo con affetto e con molta gratitudine per quanto ha fatto per l'Istituto Veneto. La seduta è sospesa per pochi minuti per poter salutare la famiglia.